Lui è appena tornato da Roma, dove è stato inviato in qualità di poliziotto per quanto riguarda l'apertura dell'anno giubilare. Raffaele Padrone, ben ritrovato, vice segretario nazionale della UGL Polizia. Innanzitutto, che situazione ha trovato nella capitale e veramente siamo a rischio attentati nel mirino dei terroristi? Beh, parlo come poliziotto. Secondo me tutta questa polizia al Giubileo non serve a nulla, sono soldi buttati via, non ci sono turisti, gli alberghi sono vuoti. Se il Papa non si inventava adesso sta cosa di portare Padre Pio, gli alberghi sarebbero stati vuoti. Fatto girare dalla mattina alla sera proprio. Sì, cioè poi guardi, sono stati in 4 giorni. La morte. Sì, sono stati 4 giorni di fuoco per le spoglie di Padre Pio, ma il resto di trovare turisti, forse meno negli altri giorni, negli altri casi, sicuramente o per soldi, chiaramente, o per paura del terrorismo, comunque lì i turisti sono veramente pochi, quindi un eccesso secondo me, 2700 uomini ogni giorno che girano e continuano a essere aggregati. Questo è il problema anche di Pordenone, perché il questore più di qualche volta in 2 o 3 mesi che è qua ha già chiesto agenti assistenti, perché nel territorio siamo veramente al collasso, rischiamo da qua a giugno comunque altri 16 lasceranno il servizio e il questore chiede agenti assistenti. Cosa fa il Ministero? Manda agenti assistenti. Ecco, Padrone, lei parla proprio di Pordenone, si vota per le prossime amministrative. Che consigli vuole dare al nuovo sindaco in materia di sicurezza? Ma veramente a tutti quelli che sono arrivati, si sono seduti qua in questi giorni, ho solo sentito parlare dei loro programmi, cioè loro insegnano a noi quello che dobbiamo fare, ci vogliono più telecamere, ci vogliono più uomini, cioè quello non devono sapere loro, lo sappiamo noi, loro devono solo darci gli uomini, chiedere gli uomini, visto che la politica faccia il suo corso, chiedete gli uomini, mandateli a Pordenone e noi facciamo. Non è che adesso loro ci devono insegnare il loro programma, ci devono insegnare quello che dobbiamo fare noi. Dateci gli uomini e noi sappiamo come utilizzarli. Grazie come sempre a Raffaele Padrone. Grazie a voi. Intanto il comune di Pordenone